Scatman's World. Ragazzi, siamo alla tappa numero 16 e mamma mia, se è dura, ragazzi. Guardate la salita mostruosa. Pinzolo, Aprica. Qua so cazzi, raga, qua so cazzi. Ho anche o meno uno di giornata. Non siamo ancora fenomeni, d'altro abbiamo ancora parametri non positivi, quindi è normale che se ne stanno andando bene, molto bene. Guarda come va il Team Sky, ragazzi, guarda che roba. Dai vecchio, su. Torniamo sotto, che stiamo sprecando energie, chiaramente meno male che poi c'è la discesa. Eccoci qua. Concentrarsi, è la tappa decisiva, ragazzi. Comunque abbiamo vinto almeno una tappa l'abbiamo vinta anche questo giro, quindi questo è positivo. E ce ne stiamo andando noi, ragazzi. No, non ce ne stiamo andando un cazzo, siamo ancora nel pelotto. No, nel gruppo 6 siamo. Però devo stare con la maglia gialla, con la maglia rosa assolutamente. Qua intanto parte il porco di Landa, attenzione, parte Landa. Iete, se ne partono Formolo. Secondo me è un po' prestino per partire, eh. Mamma mia, sta tappa è mostruosa, ragazzi. Devo ricucire, raga, devo ricucire. Devo ricucire velocemente. Dai, come su, pendenze del 12%, è chiaro, guardate che roba, ragazzi, questa è montagna allo stato purissimo, forse il più puro del mondo. A questo livello di difficoltà non puoi vincere ancora un giro con questi parametri, non c'è nulla da fare. Sto anche tentando di stare a ruota, ma ciao. Mi hanno già dato un po' di secondi, tanto con uno spagnolo di merda, fuori dai coglioni, fuori! Devo rientrare, solo così posso rientrare. Dai che il Cume rientra piano piano. Dai che il Cume rientra, bisogna capire dopo alla fine chi ha più birra in corpo. Siamo rientrati comunque. Siamo rientrati anche noi. Non posso stare meno di 80, ragazzi, se no è finita. Guarda ancora, guarda come va via Quintana, ragazzi. Madonna. Mastodontico Quintana, troppo più forte, non c'è nulla da fare. Vediamo come la salita è ancora lunga. Sì, ciao. Pendenza del 9,2. Sto morendo, ragazzi, sto morendo. Cosa che posso fare? Cercare di riposarmi, ma niente, niente. C'è un po' di discesa, ma comunque abbiamo perso ancora. Vabbè, è pazzesco. È veramente incredibile. Dai, Zacati. Ok, vabbè, ma... Niente da fare, niente da fare. Niente, ragazzi, non ne abbiamo, non ne abbiamo. Purtroppo non ne abbiamo. Niente, ragazzi, siamo arrivati settimi, che per carità non è male, però... Più di così, niente. Per stare a ruota devo sprecare troppe energie e poi arrivo morto. Comunque dai, speriamo se ho recuperato qualcosa da qualcuno. Sette la tappa di Alpine, se ciao vaffanculo. Era una tappa di pianura, quindi l'abbiamo registrata, siamo alla 18. Io non so più che fare, cioè non abbiamo zero. La forma di giorno casuale non è mai fortunata. Io mi scuso se sono un po' demoralizzato, perché mi aspettavo grandi cose da sto giro. Invece, anche se ho vinto una tappa, siamo settimi, possiamo arrivare anche sesti forse. Ma volevo di più, onestamente volevo di più. Vabbè. Adesso devo capire se mancano 40 km d'arrivo. È proprio il mio arrivo questo, guardate ragazzi. Cioè, l'arrivo in discesa che adoro, però...
Altre che roba dipendenze importanti. Questo comunque veramente questo gioco è bellissimo. Anche graficamente può sembrare brutto, ma è una bomba, perché non è facile fare un gioco del genere. Tan tan tan. Il pelotone tutto compatto. Monte Ologno. Attenzione, parte Aru, parte il porco. Parte Aru che è proprio quello che possiamo superare, il nostro grande Aru. Però è troppo presto, è troppo presto. Non ci spaventiamo per il momento. Però devo partire anch'io prima, voglio partire anch'io prima, voglio già avvertire tutti che parto prima. Ok. Siamo a 86 perché se no andiamo col ritmo, andiamo sotto ritmo. Dai, come voglio un'altra vittoria di tappa. No, più che vittoria di tappa voglio recuperare posizioni. 36 km. Attenzione, attenzione. Mamma mia, che a 86 sto soffrendo come un porco, ragazzi. E non posso andare sotto l'86, fioi. Guarda, sono già in grosse difficoltà, ragazzi. Mamma mia, condizioni pietose. Boh. Niente, non abbiamo ancora il passo. Eccoli là che se ne stanno andando. Devo scattare anch'io per forza. Non posso perdere contatto. Ok. Mamma mia, me ne sto andando, ragazzi. La cosa è abbastanza ufficiale. Non ce la fa più il Kuma. Non ce la fa già più. Mamma mia, raga, ma vabbè, però non è possibile. Io capisco che 84 Quintana, però che due coglioni, oh. No, no, non ce la faccio. Sono anche veloce, ragazzi, non c'è verso. Ok, adesso qua bisogna recuperare tanto. C'è la discesa, qua speriamo di non perdere in sto tratto. Adesso discesona ancora. Ma non recupero più la barra gialla, figlio, non posso neanche scattare. Bene. Sembra molto positivo il tutto. Prendiamo l'acqua per sicurezza. Ok, sto recuperando adesso. Guarda come se ne va il porco, guarda come se ne va il porco. Basta, non li riprendiamo più. Un altro scatto, non li ho più ripresi, niente raga. Niente fioi, niente, niente, niente. Vado veloce perché tanto ha poco senso tutto. Cioè. Eccoli, in realtà ce li abbiamo di nuovo qua, però. Qual è il problema? Che se c'è ancora da scattare, non abbiamo neanche la barra verde, ed c'è la barra gialla. Ho fatto anche un miracolo, adesso guardate, va a vincere questo stronzo qua intanto. Aspetta un attimo. E che va a vincere, che sto mignottone che va a vincere, Power. Ma Dio santo. E noi dormiamo. Non ho un cazzo di barra gialla. Mancano 2 chilometri per noi. Vabbè. Chiaramente non posso scattare. Vabbè. Sesto posto ragazzi, più di così non posso fare, mi dispiace, ma non stiamo neanche andando male in realtà. Ho perso troppo all'inizio, è così dai. Comunque sarà o settimi o sestimi, in realtà Aru è l'Aru, è il settimo. Vabbè, speriamo di avere almeno sesti, però cazzo, siamo andati quinti nell'altro anno che avevamo dei parametri molto molto inferiori. Adesso dobbiamo fare l'ultima salita, quella che ci porta a Cervinia. Siamo sesti in classifica, abbiamo recuperato una posizione, dai, almeno quello, raga, un po' di qualcosa, perché veramente, vabbè, comunque quest'anno avrei deciso così, voglio fare tutti e tre, faccio solo i 3 giri praticamente, e le gare di preparazione. Che per carità è vero che da una parte è sbagliato, però spero con i grandi giri di fare più esperienza possibile per aumentare ancora i parametri. E prossimo anno invece torno a fare almeno 2 su 3, però quest'anno vorrei provare 3 su 3, anche per vincere una tappa in ogni giro, mi piacerebbe tanto. Intanto uno al Giro d'Italia l'abbiamo vinta. Attenzione, siamo un po' in difficoltà.
Attenzione, attenzione. Oh, se non parte Yates non è felice. A sto punto provo a codarmi a sto gruppo. Proviamoci. Proviamoci, cazzo. Oh, catroia. Il Cume sta provando una cosa impensabile, poverino. Il Cume ci prova. Il Cume ci prova. Dai, raga. Proviamo ad andare al nostro passo. Tentiamo un qualcosa di impensabile. Scattiamo ancora. No, 99, cazzo. Come provo una cosa veramente... Devo provare qualcosa che se no... È che sono troppo... Niente da fare. Niente da fare. Non ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Un piccolo... Almeno una bozza. Non facciamo qualcosa, porca puttana. No, ma sono un pirla. Ho guardato l'altro chilometraggio. Mancano 11 chilometri a noi. Vaffanculo. Vaffancuore proprio. Vabbè. A volte guardi quella di sinistra e ti dimentichi. Vabbè. Pino, il porco di Pino. Il come prova a scattare ancora. Proviamo a scattare prima. Non c'è nulla da fare. Niente, sono proprio... guarda, sono sulle gambe. Non c'è niente da fare. Disastrum. Disastrum. Io ci provo anche, ragazzi, ma... boh. Accelerazione 66, però conta tanto quello. Niente, raga, nulla, nulla, nulla. Proviamo a riscattare. Niente, raga, andiamo al massimo, tanto. Inch power. Rischio anche di perdere altre posizioni. Rischio di perdere anche posizione. Raga, devo provare anche a scattare. Cioè, ho scattato proprio sono fermo sulle gambe. Non vado avanti di 1 millimetro. Allora vaffanculo. La difficoltà chiaramente non la abbasso, non esiste proprio, cioè. Non esiste. Dai, ci prendiamo la soddisfazione della vittoria di tappa e del miglior giovane per il secondo anno di fila. Carità, vincere un giro a 22 anni, forse non so, forse non c'è mai riuscito nessuno, non mi ricordo onestamente. Però cacchio, cioè, devo arrivare almeno a 82 di montagna. 82-83. Così proprio impensabile. Infatti, se a voi la serie piace, io posso fare fino alla stagione 1000, non c'è problema da questo punto di vista. Mamma mia, vabbè. Siamo tornati settimi a 9,35, 1,35 da Aru, basta. Rimaniamo settimi, dai. Guarda, veramente non ho parole, no, che cazzo sto facendo, come sveglia. Ho preso l'imbarcata. Rischio di perdere anche il settimo posto, forse. Distrutto almeno uno di forma di giornaliera. Non so che dire, raga, non so proprio che dire. Guarda Quinta, sì, vabbè, però mai visto robe del genere, però. Quintana ha massacrato sto giro, per carità, 84 in montagna di parametro, nulla da dire, però insomma, vabbè. Comunque le 2 vittorie consecutive miglior giovane del giro, insomma, non è proprio da buttare via, però. Vabbè, siamo arrivati. Morti, distrutti, ma siamo arrivati addirittura decimi. Addirittura decimi, non che credo. Adesso c'è l'ultima tappa, che vabbè, è la tappa per i velocisti. Niente ragazzi, dai, accontentiamoci, ripeto, una vittoria di tappa più miglior giovane anche quest'anno, 2 anni consecutivi. Però ecco, sinceramente speravo di lottare un po' di più, invece ho perso subito quei 5 minuti che mi hanno massacrato. Ne ho persi penso altri 5 qua. Adesso vediamo la classifica. Però mi aspettavo qualcosina di meglio, sono sincero. Forse le aspettative erano l'altro anno, aveva fatto un gran giro alla fine a bomba, non c'erano aspettative incredibili e invece super aspettative. Sto anno non ne ho avute troppe e niente. Meno male che è arrivata la vittoria di tappa. Perché quella sì che è stata una bella consolazione.
Se no veramente erano cazzi, perché solo per carità, miglior giovane, 2 anni di fila non è male. Però c'è il Cume vuole vincere la maglia rosa. Adesso vediamo il tour. Sicuramente faccio il tour, la Vuelta. Spero che la Vuelta vediamo qui che condizioni sono, però Giro e Tour quest'anno hanno la priorità. Mi sono perso che la classifica da rincoglionito. Vabbè, qua migliori giovani 20 minuti, ho dato il secondo. Vabbè, sono il giovane più forte del mondo, questo sicuro. Mi è già una soddisfazione. Settimi, dai, chiudiamo settimi, l'altro anno quinti, vai. Proprio in montagna, insomma, che la forma alla fine dalla freschezza, vabbè, ci sta dopo la cosa. Però la forma c'era, dai. 9 vittorie, però è un monumento, ecco sì, Lombardia è stata una soddisfazione grande l'altro anno. È solo preparare bene il tour. Che là ci sono delle bestie, la c'è Contador, la... soccazzi veramente là, eh. Ok, simulazione rapida. Andiamo a concludere questo Giro d'Italia. Prometto nel tour di essere più carico. Mi sono demoralizzato troppo all'inizio, cioè vedere quello schifo. Ok, chiudiamo al settimo posto. E miglior giovane veneziano, perfetto. Andiamo avanti con la giornata, vediamo se andiamo un po' avanti con i parametri, cioè se alziamo un po' la barretta del livello, siamo a livello 19, siamo. E niente ragazzi, dai, io veramente se la serie continua ad andare bene, nel senso se piace, io posso portare anche tante altre stagioni, non è che finiamo qua o comunque finisco se riesco a vincere un fottutissimo giro. Adesso c'ho a vincere anche Mari la maglia di miglior giovane al tour, non mi faria schifo sinceramente. Ok, perfetto, ho accumulato 37.000 euro, beh non male, poco qua però, vabbè. Ok ragazzi, dai, adesso chiaramente classifica generale miglior giovane, e l'obiettivo è questo adesso, la classifica generale miglior giovane al tour, se porto a casa anche la terza maglia bianca, la stagione si può considerare positiva, se no so cazzi. Raga, sono Trelcubendone, veneziano, ciao!